Cari amici di Sicilia Magazine, ci troviamo oggi a Ragusa per parlare di sostenibilità ambientale e di benessere animale. Questo lo facciamo col gruppo Lactalis Italia, che ha un impegno, quello di andare verso una transizione sostenibile verso il settore lattiero caseario, coinvolgendo gli agricoltori siciliani. Un obiettivo importante e ambizioso, quello di Lactalis Italia, è quello del carbon zero, cioè arrivare a emissioni zero entro il 2050 nelle stalle siciliane, ma non solo. In termini di innovazione, voi di Lactalis cosa fate nello specifico? 2 anni fa è nato un progetto di Open Innovation insieme a una startup, X-Farm, e abbiamo sviluppato un'app per raccogliere i dati in stalla e monitorarli. Ecco, abbiamo ideato una dashboard con 4 dati fondamentali sulla sostenibilità ambientale per aiutare gli allevatori a migliorarsi giorno per giorno. Noi con l'Università di Sassi abbiamo iniziato una partnership con Lactalis per l'analisi di queste informazioni e la resa e la restituzione delle informazioni alle aziende per il miglioramento delle performance. Siamo un'azienda che si occupa di digitale in agricoltura, quindi ci occupiamo di accompagnare gli agricoltori e gli allevatori nella parte di gestione sia della parte campi che della parte stalla, per fornirgli degli strumenti per raccogliere dati e con questi dati prendere le informazioni più precise e più puntuali. Stiamo parlando di allevamenti e agricoltura 2.0, quindi? Io direi anche 4.0, diciamo, vista l'evoluzione che ha avuto negli ultimi decenni. Sono fornitore della Parmalat da circa 10 anni. Da circa un annetto ho l'applicazione Lactafarm e mi consente di gestire dal foraggio alla razione delle mie bovine. Ogni giorno mi vengono recepiti i dati della mia qualità del latte, dal grasso, proteine, cellule somatiche, carica batterica. E da lì posso individuare se ci sono dei punti dove poter migliorare e fare delle scelte oculate per il futuro della mia azienda. Noi lavoriamo sulla alimentazione e gestione degli allevamenti con un particolare focus sulla sostenibilità tecnica, economica e ambientale. Ci sono 2 aspetti fondamentali che oggi riguardano la sostenibilità ambientale, il benessere animale e a questi si aggiunge la redditività degli allevamenti e la produzione degli alimenti, che sono i temi più cari oggi all'Europa. La sostenibilità ha una chiave importante, che è quella dell'efficienza. Oggi la sostenibilità ambientale conviene per 2 motivi. Uno, perché si riduce il consumo delle risorse e si è rispettosi verso il pianeta, quindi si produce di più con meno risorse, quindi garantendo continuità nel futuro alle popolazioni. Il secondo è la sostenibilità aziendale, cioè creare efficienza per avere maggiore redditività e dare continuità ai sistemi produttivi e alle nostre aziende che popolano il territorio. Nella pratica, come si fa a trasmettere il vostro know-how all'allevatore? Innanzitutto con una interazione forte tra quella che sono i tecnici, che sono i ricercatori e gli allevatori. Sempre di più creiamo delle giornate come questa in cui si creano le buone pratiche attraverso gli scambi di conoscenze e di esigenze che arrivano dal territorio. Un progetto in cui Lactalis sta vicino agli allevatori, si parla di sostenibilità ambientale ma anche di benessere animale. Sì, abbiamo deciso di organizzare questo evento proprio per dimostrare la nostra vicinanza con la filiera siciliana e vogliamo raccontare come gli allevatori in modo semplice possono monitorare la loro attività in un'ottica di continuo miglioramento, non solo per quello che riguarda la sostenibilità ambientale, ma anche la sostenibilità economica, perché queste 2 vanno di pari passo. Le nostre filiere hanno una particolarità: al massimo le nostre stalle sono 50 km distanti dagli stabilimenti dove creiamo formaggi, latte, quindi è fondamentale capire il territorio e adattarsi al territorio.